Vivia Prafuart. Il borg di Prafuart all'era viv di tantes grandes fames, patriarcai. Ai stevin insieme in chiesa i bisnonus, i nonus, i genitors e i fis. La solidarietà fra le generazioni e fra le fames aveva un compito attivo a ogni abitante dall'oc. I bisnonus e i nonus ai custodivin nevos e pronevos. Le femines, le fies e le brus ai curavin i vecchius dalla chiesa. I homins ai fasevin le chiese siudansi fra di loro. Chiases che i lasciavin subit, cui per servì la patria come militar, cui partint da migrant in ogni canton d'Europa. Bras da lavoro in tai grandi cantieri dalle ferrovie dall'impero di Austria e Ungheria, tale minieres, tale fornas dai loucs lontans. Alle femines la responsabilità di chiesa e famea per gran par d'all'an. La solidarietà in paese era una risorsa, d'ucchio ai si devin una man. In principi dal Novecento, Prafuart era una comunità viva con la glesia, il cimiteri e la lattaria. Abbastava alla bisogna dalla gente di che volta. Ammanchiava la blava, sì, per la polenta, ma si seva baratà la bassa. Legnam, formai, frutta, erin la merce da scambiare. L'architettura spontanea dal borg si mostra di legno e di pietra, materiali locali, lavorati da mans espertes di muradors e marangons cresciuti in anni di migrazione dai miei cantieri di tutto il mondo. Per sapere di più sulla storia del borg, continuai la lettura dal testo.